Ho aderito con piacere all'iniziativa di Venetinet di partecipare all'asta per riportare a Venezia il busto del Doge Giovanni II Corner, che oggi si trova in una casa d'aste a Viterbo. Giovanni Corner fu Doge per 12 anni ed è un personaggio importante per la storia della Repubblica di Venezia. Continua la campagna di Venetinet per riportare a casa il busto del Doge Giovanni II Corner, in carica dal 1709 al 1722, peraltro anche durante l'ultima grande vittoria navale veneziana contro gli ottomani a Corfù nel 1715. Il busto marmoreo, originariamente conservato a Ca' Corner di San Polo, sarà abbattuto all'asta a Viterbo il 24 giugno. Questo reperto artistico era andato perduto, forse trafugato nel periodo napoleonico e ora è stato ritrovato. Riportarlo in Veneto, attraverso la partecipazione all'asta, ha un valore emblematico. Ora, al di là del recupero del reperto, già importante di per sé, si tratta di un'operazione di comunicazione, diciamo così, politica. Venetinet ha reso disponibile un codice IBAN per partecipare alla raccolta fondi, ma il valore del busto va molto oltre la sua stima economica o il suo valore storico-artistico. Secondo l'associazione si sposa con l'attualità della nostra regione, il processo di stallo dell'autonomia largamente votata dai Veneti nel referendum consultivo del 2017. Il recupero del busto, allora, deve servire a aggregare attorno a un'identità veneta, espressasi con chiarezza nel referendum e in altre occasioni, chi ancora si vuole impegnare a pensare un modo nuovo di autogoverno della regione e potrebbe ispirarsi al modello virtuoso della Repubblica Veneta, almeno da un punto di vista simbolico.